Eccoci con Emanuele Idili, allenatore della rappresentativa della Sardegna maschile, appena uscito da un pomeriggio caldo. Come sta? Più che caldo. Cosa è successo oggi pomeriggio? In tutte le direzioni, climatiche e tecniche. Spiegaci, prima il derby delle isole con la Sicilia e poi il derby delle isole poteva andare leggermente meglio, qualcosa abbiamo peccato, anche se 2 set, il primo fino al 14 pari è stato combattuto, poi li abbiamo lasciati andare con una serie di errori. Il terzo set, lo avete visto, è finito 21-18 mi pare, eravamo lì. Con la Lombardia era improponibile la sfida perché hanno tirato fuori una rappresentativa che tra l'altro con noi ha giocato al punto, non hanno cambiato un uomo, evidentemente stanno puntando col discorso della classifica avulsa al maggior punteggio possibile per aggiudicarsi le posizioni che da domani qualificheranno le varie squadre, perché più su 6 meno squadre forti trovi, quindi hanno sfruttato il vantaggio, ora se la giocheranno fra di loro. Ai tuoi ragazzi rimane comunque il divertimento e una bellissima esperienza. No, non solo divertimento, abbiamo lottato perché i punti che abbiamo fatto sono veritieri, nel senso che non ne abbiamo fatti pochi contro una potenza come la Lombardia. Abbiamo sbagliato di più la partita con la Sicilia, che doveva essere un po' meglio. Con la Lombardia, anche quest'ultimo set che ci ha visto a 11-12, ma da 6 siamo risaliti, quindi c'è stato uno sforzo notevole anche tecnicamente. Loro hanno un grande battettore in salto che è Sbertoli, ha fatto il filotto del primo set, sia al secondo che al terzo set lo abbiamo contenuto, ciò vuol dire che qualcosa di buono ci abbiamo, so, di discreto, non di buono. Il nostro libero secondo me ha fatto un partitone per le condizioni dove eravamo.